Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Sono stati commissariati 3 centri d'accoglienza nel Vibonese. La decisione del prefetto, il perché nel nostro servizio. Il provvedimento è stato vergato dal prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, che di fatto ha commissariato 3 centri d'accoglienza per migranti sul territorio. Nel pomeriggio, in prefettura, l'incontro tra il rappresentante di governo e il neocommissario. Si tratta dell'avvocato palermitano Rosario Di Legami, amministratore giudiziario. La decisione del prefetto, secondo quanto riportato da Repubblica.it, andrebbe individuata nel sospetto di infiltrazioni dell''ndrangheta nel business dell'accoglienza nel Vibonese. In particolare ci sarebbero alcune forniture date in subappalto a una società in odore di 'ndrangheta. Compito del commissario sarebbe quello di fermare le presunte infiltrazioni della criminalità organizzata e al contempo garantire il buon funzionamento dell'accoglienza. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!